un intervento sul tema di oggi, io pensavo a qualcosa di molto semplice, per cui mi imbarazza adesso trovarmi messo negli inviti in una posizione troppo rilevata rispetto a quanto pensavo. In realtà, data la delicatezza del tema e la sua complessità, telefonando avevo detto che si sarebbe trattato di una comunicazione come quelle per gli atti, che però non avrei mai pubblicato, cosa che farò, proprio per la complessità di un tema troppo grande per le mie forze. Io pensavo a uno scambio di considerazioni quasi privato, in un ambiente colto, di persone dai più vari interessi, come appunto fra di noi in una accademia. Evidentemente il fatto della chiacchiera senza pubblicazione ha fatto sì che non mi trovassi fra le note, sia pure abusivamente, ma in una posizione più impegnativa e imbarazzante. Ma tant'è, sono in ballo e mi tocca. E vorrei fare una seconda premessa. Quanto riuscirò a dire è in fondo l'esito di cose nate molto tempo fa. Parto da pagine lette e da considerazioni fatte, scambiate decenni anni fa, con un amico e collega francese, André Bauchet, allora direttore della scuola francese di Roma Palazzo Farnese, cattolico di alto impegno culturale, di profonda cultura, con cui io, laico rispettoso, resto legato da una stima profonda. A lui deve molto quello che sto per dirvi, cose da medievista, ripeto, come io sono, ma come molti di noi un po' turbato, anzi non un po', ma turbato dagli eventi di cui siamo oggi ogni giorno spettatori. E allora il punto di partenza è la cultura della guerra, il processo attraverso il quale si misero a punto nei nostri ambiti, nel nostro mondo culturale, alcuni concetti che in parte ancora condizionano i comportamenti nella pratica bellica e ne rappresentano per certi versi il paradigma. Certo, l'astrazione della cultura rimane tale, c'è del passo quando la violenza si scatena. Cinna ricordato da Plauto, è sbranato, è fatto a pezzi dalla folla che lo accusa di essere nemico di Cesare e di essere il politico nemico di Cesare, in realtà è il poeta amico di Cesare, ma viene ugualmente sbranato, dice Plutarco. Quando il sangue a mezza gamba non c'è più nulla che freni o che tenga sotto controllo, tutto diventa possibile. Peraltro i processi culturali di sedimentazione e di condizionamento insistono, durano e regolano in qualche misura i comportamenti, o almeno i giudizi più che i comportamenti, e segnano le diverse culture con cui ci confrontiamo. E allora un primo passaggio lo possiamo cercare quando la guerra cessò di essere soltanto un fatto di natura. La guerra si fa perché si fa. E si pensò che ci fosse veramente qualcosa che ne fosse la regola o ne fosse il limite. Nella nostra tradizione culturale questo momento è abbastanza facile da individuare ed è segnato dalle prime esperienze cristiane. Ci sono passi anche del Nuovo Testamento, non solo dell'Antico Testamento, che vanno in direzione non omogenea, ma in fondo quello che anzitutto va ricordato è il discorso della montagna, le beatitudini evangeliche, beati i miti perché erediteranno la terra, beati gli operatori di pace perché saranno chiamati i figli di Dio. Nell'Orto degli Olivi, Giovanni, il Vangelo di Giovanni spiega come Simon Pietro, che aveva una spada, la trae fuori, colpisce il servo del sommo sacerdote, gli taglia l'orecchio destro. Luca ricorda ancora cosa Gesù disse a Pietro: rimetti la tua spada nel fodero, oppure rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno, che ceperin gladium, gladio peribunt, questo è Matteo. È il rifiuto del sangue versato, un rifiuto assoluto, totale. Su passi di questo genere c'è una lunga esegesi, soprattutto per i primi periodi della cultura cristiana, quando devono mettere a punto un sistema teologico e ideologico. Tertulliano, per esempio, l'apologeta cartaginese, siamo all'inizio del III secolo, afferma che un uomo non può nel contempo servire Dio e Cesare, e la sua domanda è: come potrà combattere sotto l'arma che Cristo ha soppresso, l'uomo?
Matura, cioè nel pensiero cristiano, un profondo rigetto che si combina, si intreccia pieno con un antimilitarismo legato al rischio dell'idolatria, dal momento che l'essere nell'esercito si combinava al culto imperiale per via degli atti liturgici dovuti in onore dell'imperatore, il sovrano vivente. Lattanzio dirà che la milizia del cristiano è la giustizia e uccidere un uomo è sempre un crimine, e ci sono posizioni di durezza assoluta, quasi ai nostri occhi maniacale. Per esempio l'Ad Martyras di Tertulliano è una sorta di lode del martirio come destino del credente. Ma le cose con il tempo si evolvono. Se l'antibellicismo rimane forte, l'antimilitarismo sfuma gradualmente, soprattutto dopo Costantino, dopo la cristianizzazione dell'impero, nel secolo IV, quando nel giro di un secolo il cristianesimo si fa da religione perseguitata a religione persecutrice. E già prima d'allora c'erano posizioni più sfumate. Non è una novità assoluta post-costantiniana. Per esempio nel III secolo Origene sosteneva che il cristiano non deve battersi, ma il suo ruolo è piuttosto quello di pregare per chi combatte a ragione, quindi c'è già una posizione intermedia, possiamo dire. Ma a quel punto, dopo il IV secolo, l'impero è la pace. L'impero è la garanzia contro il paganesimo della barbaritas. Diventa l'universalità, e l'universalità in fondo è coerente con il disegno della Chiesa universale. Nel 416, all'inizio del secolo V, con Teodosio, solo i cristiani possono far parte dell'esercito, con l'esenzione del clero che per tradizione da allora non porterà le armi. Ci si muove tra due poli nel dibattito. Da un lato c'è il passo biblico: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, è la lettera 13 di Paolo ai Romani, con l'obbedienza al potere costituito. Chi si oppone all'autorità si oppone all'ordine stabilito da Dio. E al polo opposto c'è l'Apocalisse di Giovanni, con l'idea fondamentale della persecuzione della Chiesa da parte dello Stato, e quindi lo Stato come la bestia venuta dal mare, l'altro. È una situazione fluida, incerta, che giunge a nuovi momenti, a un passaggio molto importante con Ambrogio. Ambrogio, il vescovo di Milano, che con riferimento alla classicità, a Cicerone, propone l'idea per cui è duplice il modo di peccare contro la giustizia. È peccare compiere cose ingiuste, ma anche non contrastare l'ingiustizia. È uno spostamento concettuale forte, non è più e non tanto il problema del versare il sangue. Ora si tratta di capire quando su quelle premesse la guerra può essere giusta. E allora la sua liceità è riconosciuta quando deve riparare a un'ingiustizia o punire, porre rimedio alle offese contro la giustizia. E di questa giustizia scrive appunto Ambrogio nel De Officiis: la Chiesa è in qualche modo la norma. Però un passaggio in questa linea, un passaggio decisivo si ha soprattutto con Agostino. Agostino, che ricordiamo fra l'altro è battezzato in Milano da Ambrogio. C'è questa continuità anche, possiamo dire, fisica. C'è un grave problema per Agostino e per l'esperienza cristiana del periodo, per l'esperienza neotestamentaria, cioè quella del discorso della montagna, della compatibilità del messaggio cristiano con le guerre del popolo di Dio. Le guerre del popolo di Dio che riempiono l'Antico Testamento, e a fronte del brigantaggio, del disordine dei pagani, sono legittime le guerre fatte per ordine divino o per riparare e vendicare i danni subiti, ma ci sono limitazioni. È inammissibile il conflitto aperto per volontà di dominio o di conquista, e fondamentale, solo il principe è legittimato a dichiarare la guerra, e nel farla, altro elemento importante, il milite cristiano deve sapere che è in funzione della pace e non si dimentica la giustizia e la pietas. Sono concetti nuovi che entrano in questo ambito. Ma c'è un altro elemento fondamentale nel pensiero d'Agostino, ed è la distinzione fra i singoli
per i quali valgono tutti i precetti evangelici, e gli stati. Gli stati sono istituzioni mondane, sono sottomessi come istituzione ai comandi della fede, ma hanno scopi temporali. In sostanza, quello che non è lecito al cristiano può essere addirittura dovuto dallo Stato, che deve garantire i giusti diritti dei suoi membri anche nei confronti di realtà, di entità, di comunità straniere. Per paradosso potremmo dire che lo Stato non ha un'anima, lo Stato non va in paradiso, invece l'uomo ha un'anima, quindi le funzioni e gli obblighi sono inevitabilmente diversi. Le teorie agostiniane restano il riferimento per la Chiesa e per la cultura medievale. Questo accade in realtà in secoli violenti, abbondantemente fuori controllo, con una debolezza endemica delle strutture statali. In questi contesti di conflitti endemici sono le strutture ecclesiastiche che nel disordine generale pongono il problema della pace. Verso l'anno 1000 siamo in fasi di svolte drammatiche tra violenze e usurpazioni, a partire dalla Francia, soprattutto dalla Francia meridionale, contro le usurpazioni di beni ecclesiastici e le violenze soprattutto sugli indifesi, cioè sui rustici, si proclama la pace di Dio. Saranno le sanzioni ecclesiastiche a voler limitare le violenze. Nascono vere e proprie associazioni i cui membri si impegnano, in realtà con fortuna tutto sommato modesta, a mobilitarsi contro chi turba la pace se i signori laici o anche i signori ecclesiastici da soli non riescono a farlo. È un primo passaggio. È un movimento che interessa diverse regioni d'Europa e che parte appunto dalla gerarchia ecclesiastica. Da una gerarchia ecclesiastica che però non è concorde nel condividere questa posizione, famosa la posizione di Gerardo di Cambrai, sul presupposto che tocca al sovrano combattere. Il clero deve al più pregare per chi combatte. Ma quelle che nascono sono leghe, una specie di milizie diocesane, guidate talvolta da ecclesiastici. È però interessante il passaggio successivo, al di là di questa teorica astratta pace di Dio, perché alla generica pace di Dio si affianca più realisticamente la tregua di Dio. La prima di cui si abbia memoria è proclamata nel Rossiglione, nella Catalogna francese, nel 1027. Si decide che dal pomeriggio del sabato alla mattina del lunedì le armi tacciono. Questo nel rispetto delle funzioni ecclesiastiche. E la pratica si diffonde anche in altre regioni d'Europa e il periodo si amplia, cioè non dal sabato pomeriggio al lunedì mattina, ma si allargano i giorni, interessano i giorni dell'economia e del mercato, quando c'è la fiera deve esserci la tregua di Dio, però quello che è evidente è la funzione di surroga da parte delle strutture clericali a fronte dell'impotenza, della debolezza, della fragilità dei poteri laici del tempo. E per questa via poi si passerà alla Guerra Santa con le imprese crociatistiche. A partire dalla prima crociata, siamo al 1095, per la conquista dei luoghi santi, per l'unità dei cristiani d'Occidente e d'Oriente, per la riapertura dei pellegrinaggi. È una novità non di poco conto, perché la Chiesa si è sostituita formalmente ai poteri laici, che sono fragili o in difficoltà, come vertice, come elemento decisionale in materia, e siamo alla più piena riabilitazione del ruolo del combattente. C'è un passo di Graziano, del Decretum, che ancora credo sia il fulcro della canonistica, siamo al 1140 circa, che dice, si chiede, il quesito, in armis milites Deo placere possunt? Sic è la risposta. Il santo David, chi ha ucciso per obbedire il suo Signore, non è colpevole d'omicidio, cioè in armi i militi possono piacere a Dio e essere anche santi. Ora, nel quadro di prospettive teocratiche, il pontefice tende a proporsi come sovrano rispetto ai sovrani cristiani, una sorta di re dei re. E naturalmente si va però verso l'età dei grandi regni nazionali.
Le pretese pontificie sono fragili, può chiedere e pretendere quello che vuole il pontefice, anche se è un grande pontefice come Innocenzo III, come Bonifacio VIII, ma la realtà vincente è quella nuova dei regni nazionali. Per fare un esempio, Papa Bonifacio, il quale sconta ancora la condanna di Dante, anche se di politica ne capiva molto di più di Dante, pretende di porsi come arbitro nel conflitto tra l'Inghilterra di Edoardo I e la Francia di Filippo il Bello. I due sovrani prendono queste voci come voci di una realtà privata che non ha nessuna capacità di intervento, al massimo una funzione mediatrice. Qui si introduce una pratica che poi durerà a lungo, quella della struttura ecclesiastica come mediatore diplomatico. Viene in mente il ruolo della diplomazia vaticana, che ancora oggi talvolta impegnata in opere di mediazione, anche se mi pare dal 1961, da qualche decennio fa, non c'è più la tradizione che il nunzio apostolico sia considerato il decano del corpo diplomatico. Comunque, riprendendo il nostro discorso, intanto tra 200 e 300, attraverso l'opera di teologi, ma soprattutto di canonisti, si precisano idea e requisiti della guerra giusta. Non basta la dichiarazione generica, e ci ragionano Raimondo di Pennaforte, ci ragiona Enrico da Susa, il cardinale Ostiense nella sua Summa Aurea, un passo soltanto, un riferimento unico perché il tempo passa. L'Ostiense precisa, dice: ci sono 4 guerre giuste e 3 illecite. Le lecite sono 3 illecite. Le lecite sono quella che oppone i cristiani agli infedeli ed eretici per iniziativa papale, quella giudiziaria, per cui con un giudice legittimo, e è la sovranità, ci si oppone dei ribelli. La terza è quella di un'autorità a cui il diritto spetta formalmente di fare guerra. Torniamo allo Stato. E sempre poi c'è quella di legittima difesa contro l'invasore, sempre lecita. Le illecite sono quella volontaria, cioè condotta da signori subordinati senza l'autorizzazione del principe, quella cosiddetta pretestuosa, senza una ragione giusta, e quella temeraria, che sono guerre fatte da forze, da uomini che si sollevano senza la dovuta autorità contro chi invece è titolare del diritto di far guerra. È evidente la preeminenza assoluta dell'autorità dello Stato in tutto questo. Per i canonisti è il principe che può iniziare la guerra giusta, quindi è l'imperatore all'inizio. Poi con gli stati nazionali è il sovrano, e qui emerge la debolezza di fondo della dottrina, perché entrambi i sovrani possono avere ragioni per una guerra giusta, continue guerre tra la Francia e l'Inghilterra. Se i grandi signori non possono fare guerra tra di loro, c'è poco da dire, ad esempio, della guerra appunto dei 100 anni, che è una guerra tra 2 autorità più che legittime. Con la Summa teologica di Tommaso d'Aquino, comincia a scriverla nel 1265 circa a Roma, siamo ormai al punto conclusivo del percorso iniziato con Agostino. E riprende Agostino testualmente in alcuni punti: la legittima difesa, il ruolo del principe, la necessità della giusta ragione, la condanna delle trasgressioni degli impegni assunti con l'avversario, che tradotto vuol dire il rispetto dei patti, il problema del combattere anche nei giorni sacri se si deve colpire l'ingiustizia. Sullo sfondo poi rimangono come dato acquisito, sedimentato, la pietas che deve caratterizzare il soldato cristiano, l'obbligo dei comandanti di condurre i subordinati a combattere in modo conforme alla morale cristiana, il rispetto delle regole. Insomma, c'è questa costruzione, diciamo, molto astratta, molto di pensiero, che trova poi il combattente ideale in Giovanna d'Arco. Ma a questo punto dobbiamo spostarci. Ci spostiamo in Spagna, alla grande scuola di Salamanca, la scuola filosofica di Salamanca, che è quella di Bartolomé de las Casas, quello della difesa dei diritti naturali degli indios. E nella stessa logica del diritto naturale sarà Francisco de Vitoria, un domenicano come las Casas,
ad affrontare il problema della guerra, e questo è il passaggio definitivo per quello che mi riguarda, o comunque fondamentale, ad affrontare il problema della guerra non più nella logica della giustizia e della liceità. Naturalmente rimane salvo il principio della legittima difesa, però si introducono dei concetti nuovi, quello della proporzionalità e quello della necessità. La giustizia non è più l'elemento dirimente. C'è, in altre parole, un ordine generale di carattere universale, un ordine generale del mondo, l'interesse complessivo che prevale su quello dei singoli stati. Quindi la guerra non è più il rapporto drammatico tra due entità, cioè chi è nel giusto e chi è no, perché i guasti possono essere troppo gravi per una concezione del genere. Fra l'altro si pone esplicitamente il caso della guerra che può essere giusta per entrambi i contendenti. C'è un ordine, c'è un equilibrio universale adesso che non deve essere turbato se non per cause straordinariamente gravi, anche se per uno Stato ci fossero le ragioni per una guerra lecita. La guerra deve essere decisa da uomini saggi, non basta più il principe, non basta più lo Stato. E anzi, con Francisco de Vitoria si ammette persino il rifiuto della guerra da parte degli individui che la ritenessero ingiusta. Cosa significa questo? Che la morale non basta più. Il problema della guerra giusta non è più soltanto un problema di carattere etico. E su questa linea si porrà poi nel Cinquecento più avanzato la meditazione di Francisco Suárez, il gesuita, teologo, con una serie di specificazioni che porterà avanti, per esempio le donne, i bambini, gli ostaggi, sulla linea naturalmente di continuità di questo percorso lungo, nella logica della pietas, ma soprattutto insistendo sul diritto delle genti e sul fondamentale principio di un ordine internazionale. E infine c'è l'ultimo passaggio che richiamo in due parole, che è la spinta teorica sempre, perché siamo nel campo delle teorie sempre, se volete, della speculazione, di sostituire le guerre con l'arbitrato internazionale. Deve esserci un arbitro che valuta, che decide. Naturale poi è che nella sua ottica l'arbitro adeguato a risolvere i conflitti fra i principi sia il pontefice, la Chiesa, e questo ci riallaccia già Agostino. Ma a questo punto davvero mi fermo. Grazie. Bene.